Profughi e 4 operatori in quarantena all'ostello a colori di Giare di Mira dopo il caso del mediatore culturale trovato positivo, ma i tamponi fatti finora sono tutti negativi. Continuano le polemiche dopo la bocciatura del bilancio del Porto di Venezia. Il presidente dell'autorità portuale, Pino Musolino, chiama apertamente in causa la politica. Ad un anno dal tragico incidente di Musile di Piave costato la vita a 4 ragazzi poco più che 20 anni, si è svolta l'udienza per il rito abbreviato, chiesti 8 anni per l'elettricista rumeno. Hanno rapinato e minacciato con un coltello un ragazzo di 18 anni, poi sono fuggiti. La polizia ha rintracciato i 3 minorenni arrestandoli. Quale scuola a settembre? Il Veneto è la prima regione in Italia ad aver prodotto un manuale operativo di regole e suggerimenti per riaprire in sicurezza. 5 anni dal tornado che ha messo in ginocchio la riviera del Brenta, il nostro viaggio a Dolo per vedere cos'è cambiato da allora e cosa ancora deve cambiare. I carabinieri di Cavallino hanno denunciato 2 ventenni per aver fatto esplodere una cassetta della posta con un petardo. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In primo piano dunque, lo avete sentito anche dai titoli, quanto sta accadendo a Mira, perché sono tutti in quarantena i richiedenti asilo di una struttura dove è stata rilevata la positività di un mediatore culturale residente a Padova. In isolamento fiduciario anche 4 operatori. 23 richiedenti asilo ospitati all'ostello a colori di Giare di Mira e 4 operatori impiegati nel centro sono in isolamento fiduciario dopo che è stata rilevata la positività al coronavirus di un mediatore culturale residente a Padova che lavora nella struttura. Ho telefonato questa mattina a chi gestisce la struttura, mi hanno detto che la situazione è tranquilla, non ci sono particolari criticità, insomma tutto va per il verso giusto. In attesa del secondo tampone prosegue la quarantena, a casa per gli operatori, nella struttura di Giare per i richiedenti asilo. A giugno la positività di un operatore e di un ospite avevano fatto scattare un procedimento analogo alla caserma Serena di Treviso, ma a Mira, dove peraltro la struttura è molto più piccola, l'isolamento non sta provocando le tensioni e le proteste che invece si erano verificate un mese fa. Il ritorno che ho io è di un clima tranquillo, collaborativo, quindi tutto sommato il clima giusto anche per mantenere un lungo periodo di isolamento. Noi continueremo a parlare con loro ogni giorno, se ci sono delle cose da fare le facciamo, come abbiamo fatto anche per tutti i cittadini che sono stati messi in quarantena in questo periodo, perché noi abbiamo avuto anche nei momenti importanti centinaia di persone in isolamento. A febbraio, prima ancora che l'emergenza coronavirus esplodesse in tutta la sua forza, proprio Mira aveva registrato il primo caso di positività della città metropolitana di Venezia. Siamo stati i primi ad avere un caso di coronavirus e anche avere purtroppo una vittima. Ormai la cittadinanza, come la gran parte degli italiani, ha imparato a conoscere le terminologie, le procedure e quindi chiedono ovviamente di prestare attenzione, però al di là di questo nulla di più. Cambiamo argomento, continuano le polemiche dopo la bocciatura del bilancio del Porto di Venezia. Il presidente dell'autorità portuale, Pino Musolino, chiama apertamente in causa la politica. Da quel 18 giugno in cui il Comitato di Gestione ha bocciato il bilancio consultivo 2019 del Porto di Venezia col voto contrario dei 2 membri nominati rispettivamente da Regione e Città Metropolitana di Venezia, Pino Musolino, dal 2017 presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, non si dà pace. Definisce la bocciatura inspiegabile a fronte di 10 milioni e mezzo di euro di utili e 26 milioni di avanzo di bilancio. Musolino invece sposta il terreno di confronto dall'ambito tecnico a quello politico, come in occasione dell'intervista rilasciata recentemente via Skype alla testata specializzata, tra l'altro in portualità e logistica, Messaggero Marittimo. La politica sana è, viva Dio, il sale della democrazia. Poi invece c'è quella che invece dice, ma come, questo qua fa funzionare tutto, non fa le consulenze, non dà in giro prebende, diminuisce di metà l'indebitamento,
non c'è mai neanche un richiamo alle virgole da parte dei revisori dei conti. Questo è un grandissimo rompiscatole, va fatto fuori. Dalla bocciatura del 18 giugno il comitato di gestione è stato riconvocato altre volte, ma le sedute non sono state valide per mancanza del quorum strutturale. Una situazione di stallo che ora è in mano al Ministero che sta svolgendo le indagini del caso. Intanto, dopo le segnalazioni alla Procura della Corte dei Conti di Roma e del Veneto per l'eventualità del danno erariale causato, Musolino ha annunciato anche un passaggio alla Procura della Repubblica. All'orizzonte, ad ore, dovrebbe esserci anche un incontro a Roma col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. E alle dichiarazioni forti di Pino Musolino arrivano repliche altrettanto forti, in primis dal sindaco di Venezia, Brugnaro, mentre il governatore Zaia commenta: io non chiedo la tessera politica a nessuno. A me non dà fastidio Musolino, non ho nessun sentimento di questo tipo. Quando nomino delle persone nei consigli di amministrazione non è che gli chiedo la tessera politica. Penso ha nominato un ingegnere che è di origine calabrese, che è un ingegnere che ha un curriculum da paura, è una donna, e ha fatto l'amministratore delegato. Io peraltro posso dire, e non verrò smentito da nessuno, penso che siano forse 1 anno e mezzo, 2 anni che non ci parlo neanche assieme. Lei ha questo incarico, risponde in base alla legge del codice civile, se dice di non votare, di votare no al bilancio, avrà messo a verbale le motivazioni. Cioè, stiamo parlando di società che hanno dei bilanci, cioè non ci farei una questione di Stato. Se il dottor Musolino ha delle controdeduzioni da produrre, le produca, io gli auguro che riesca a dimostrare la bontà di tutte le attività, appunto. Dopo le dichiarazioni del presidente dell'autorità portuale di Venezia, Pino Musolino, che ha utilizzato il termine giochetti, arriva la replica delle due parti in causa, il presidente della regione Luca Zaia e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che sono sulla stessa lunghezza d'onda nel rispondere alle accuse. C'è la magistratura, c'è il suo ministro dei trasporti, ci sono indagini. Io su questo non mi esprimo, guarda, io faccio il sindaco e ai cittadini diremo sempre la verità. Noi alla Regione mi sembra di aver visto che abbiamo nominato delle persone rette, con la schiena dritta, che non si sono piegate le cose, i piccoli giochetti, né io e tantomeno il Presidente Zaia ne siamo abituati a farli nella nostra vita, siamo gente specchiata, semplicemente c'è un'operazione che è stata una rilettura di una concessione data a Mantovani, se ho capito bene presa dal Presidente del Porto senza chiedere niente, senza informare o fare votazioni sul tipo nel Consiglio dove era posto adeguato, tra l'altro un esborso di 9 milioni di euro previsto, e i consiglieri hanno detto noi non firmiamo sta roba qua, anche perché la legge dice che poi ne vanno loro anche responsabili. Fino adesso mi pare che Canali non è stato scavato niente, mi pare che se l'attivo è di 26 milioni perché non hai fatto niente, l'attivo è lì ma non hai neanche fatto niente. Diverso è fare le cose e avere il guadagno, ma se non fai niente il guadagno è dell'attivo. Cioè, non abbiamo, adesso scava il canale, adesso fa le carottaggi su Vittorio Emanuele perché gliel'ha ordinato il TAR. Sono 4 anni che gli abbiamo detto almeno fai i carottaggi. Poi dice ma perché non c'era il protocollo FAI? Insomma, c'è sempre una scusa di qualcosa. E sul porto sentiamo anche le dichiarazioni del sottosegretario all'economia, nonché candidato sindaco a Venezia, Pierpaolo Baretta. Non capisco qual è la convenienza per Venezia di avere il porto commissariato, una delle strutture economiche più importanti della città. Eppure anche oggi il sindaco uscente Brugnaro invoca addirittura il commissariamento. Quello che deciderà il ministro dipenderà da ragioni tecniche e dalle disposizioni di legge, non certo per ragioni politiche. Sono invece politiche le dichiarazioni di Brugnaro e mi sorprende che si insista su un danno che ne conseguirà per la città di fronte a un commissariamento. La cronaca, e facciamo un passo indietro di 1 anno, andiamo alla notte tra il 13 e il 14 luglio scorsi a Musile di Piave, dove quando avevano perso la vita 4 ragazzi poco più che ventenni, il pirata della strada all'epoca fuggì, ieri l'udienza per il rito abbreviato, chiesti per lui 8 anni. Noi abbiamo scelto di costituire parte civile i 3 fratelli delle vittime proprio per testimoniare la responsabilità di questi ragazzi rispetto a questo evento. Questo evento ha toccato non solo le famiglie, ma sembra aver toccato molto la nostra comunità, forse per la giovane età delle vittime, forse per l'amicizia che le legava, certamente per questa
dinamica e poi per la fuga che è stata contestata all'imputato. La richiesta di condanna arriva a poco meno di un anno dalla tragedia. Era la notte del 13 luglio quando l'auto guidata da Mario Salin Marinica, l'elettricista 28enne di nazionalità romena, sperona quella di 5 amici al rientro da un sorpasso. L'urto è talmente violento da far finire l'auto dei giovani fuori strada. Moriranno 4 di loro. Avevano poco più di 22 anni, si salverà soltanto una quinta. La procura di Venezia per Mario Salin Marinica ha chiesto 8 anni, 4 per omicidio stradale, saliti a 6 per omissione di soccorso. Quella notte lui non si fermò. Altri 6 per il numero delle vittime, pena poi ridotta ad 1/3 perché è stato chiesto il rito abbreviato. Più che la rabbia, quello che io vedo è una necessità di impegnarsi perché questa loro perdita non sia stata invano. La famiglia di Riccardo Logeni, seguita dall'avvocato Guido Simonetti, ha fortemente voluto la nascita di un'associazione per i familiari delle vittime della strada, il cui logo è stato disegnato dal fratello di Eleonora, una delle vittime. Nell'udienza di ieri è stata consegnata la relazione del perito, il cui obiettivo è stato chiarire il dubbio. Se la velocità dell'auto guidata dai ragazzi non avesse superato i 70 km/h, viaggiava a 77, forse tutti avrebbero potuto salvarsi. Il perito sostanzialmente ha concluso ritenendo che non si possa scientificamente, in un evento dinamico così complesso, ipotizzare di tener fermi tutti gli elementi modificando solo il numerino della velocità. Le parti civili discuteranno il prossimo 18 luglio, poi a prendere parola sarà la difesa dell'imputato, nella persona dell'avvocato Rodolfo Marigonda, che ha ritenuto opportuno non rilasciare dichiarazioni per rispetto delle vittime. Con mio padre sono più di 60 anni che diamo assistenza alle vittime di reato e non c'era mai capitato di ricevere dei messaggi da sconosciuti che ci hanno chiesto di impegnarci per far ottenere giustizia. Hanno rapinato e minacciato con un coltello un ragazzo di 18 anni, poi sono fuggiti. La polizia ha rintracciato i 3 minorenni, arrestandoli. Ha raccontato alla polizia che mentre percorreva assieme a 2 amici via dei Pioppi a Jesolo è stato avvicinato da 3 ragazzi in bicicletta che insistevano per cambiare del denaro. Invece uno dei 3 gli ha sottratto una banconota da 50 euro per poi allontanarsi e quindi tornare indietro, stavolta armato di un coltello, per minacciarlo e consentire al suo terzo complice di fuggire. Il terzetto, tutto composto da minorenni veneti, è stato rintracciato poco dopo in piazza Marconi. Durante il controllo uno ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico di notevoli dimensioni, un altro è stato trovato in possesso della banconota da 50 euro. 2 giovani sono stati affidati all'Istituto per minori di Treviso, mentre il terzo è stato riconsegnato all'esercente la potestà genitoriale presso l'abitazione di residenza. Il Veneto è la prima regione in Italia ad aver prodotto un manuale operativo di regole e suggerimenti per riaprire in sicurezza le scuole alla ripresa dell'anno scolastico in settembre. Il progetto è stato presentato a Venezia. La data è verosimilmente quella del 14 di settembre, dico verosimilmente perché siamo ancora in attesa della data delle elezioni. È evidente che anche questo può essere utile ai fini della chiusura, riapertura e sanificazione. La data ufficiale di riapertura delle scuole ancora non c'è, ma il Veneto è pronto a riaprire gli istituti secondo le nuove modalità anticontagio. Lo fa offrendo un manuale operativo per la ripartenza, suggerimenti e soluzioni pratiche da utilizzare in massima libertà e autonomia per tornare sui banchi in sicurezza. Avremo bisogno di un aumento generalizzato, soprattutto di collaboratori scolastici, perché tutte le scuole hanno la necessità di intensificare le attività di pulizia dei locali e di anche vigilanza dei ragazzi per il rispetto delle norme, di sicurezza. Per gli spazi didattici, la distanza tra i banchi e tra le file dei banchi non dovrà essere inferiore ai 60 cm. Le aule avranno quindi una capienza limitata, che si prevede potrebbe causare qualche problema per le prime classi delle secondarie superiori delle città capoluogo, dove si contano anche 27 o 28 alunni e dove in casi estremi potrebbe tornare la didattica a distanza. Nel manuale operativo ci sono anche indicazioni temporali sulla durata delle lezioni che a seconda di necessità ed esigenze organizzative potrebbero anche essere di 40 minuti.
Dimostriamo ancora una volta che in Veneto noi si collabora con l'ufficio scolastico regionale, ma per il bene dei nostri ragazzi. Io ho sempre detto che le scuole andavano riaperte, che bisognava anche pensare di riaprirle addirittura a giugno. Noi abbiamo mandato le scuole della formazione professionale dicendo si può fare, e oggi lo facciamo dando una sorta di cassetta per gli attrezzi per tutte le scuole, in modo che possano riaprire con serenità. Anche in Veneto però la scuola deve fare i conti con una forte presenza di precariato. Quest'anno ho visto che l'ufficio scolastico ha conferito circa 14.000 supplenze, quindi è un numero al quale dobbiamo più o meno aggiungere il numero dei pensionati, che è oltre 3.000. Le nomine in ruolo non credo che saranno un numero soddisfacente, vediamo cosa la procedura di call veloce, cioè la possibilità di attingere alle graduatorie di altre regioni ci darà, ma comunque credo che il numero di precari sarà ancora alto. Una 19enne dovrà rispondere di danneggiamento aggravato in concorso e acquisto e omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente, mentre un 20enne del solo danneggiamento di una cassetta postale privata fatta esplodere con un grosso petardo il 26 giugno scorso a Cavallino Tre Porti. Le indagini sono state svolte dai carabinieri, gli accertamenti proseguono per fare chiarezza sul movente del gesto, dalla semplice goliardata o ad uno specifico motivo. 5 anni fa il tornado che ha messo in ginocchio la riviera del Brenta. Siamo tornati ad Olo per vedere cos'è cambiato da allora e cosa ancora c'è da cambiare. Sono trascorsi 5 anni da quella caldissima giornata di luglio in cui una potente tromba d'aria si è abbattuta sulla riviera del Brenta provocando un morto, 92 feriti, 100 milioni di danni, 500 case lesionate di cui 90 da abbattere, 400 sfollati, capannoni e negozi scoperchiati, decine di auto da rottamare e danni alle produzioni agricole. A distanza di 5 anni anche il comune di Dolo si è rialzato, ma la ferita è ancora molto forte e alcuni interventi si stanno aspettando. Alle mie spalle le famosissime ville venete che hanno ancora i tetti distrutti da quel violento tornado, e quello che una volta era un viale alberato non c'è più. Percorrendo le vie principali si vedono case che sembrano nuove e che al tempo erano state smembrate. Molto è stato fatto, ma mancano altri interventi. La ricostruzione è stata fatta a tempi di record, grazie alla prontezza di questa amministrazione e grazie anche a un intervento massivo da parte dello Stato che ha risarcito integralmente le persone che hanno subito danni. Per quanto riguarda l'ente, noi siamo riusciti a ricostruire il nostro capannone, che è questo che vedete dietro alle spalle, che è stato completamente distrutto dal tornado. All'interno c'erano anche i nostri mezzi che sono stati in parte riacquistati dal comune, e uno ci è anche stato gentilmente donato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo in via Ettore Tito, una delle vie storiche lungo il Naviglio Brenta. Da qui si vedono purtroppo le ville venete rimaste profondamente ferite dal tornado di 5 anni fa. Qui uno dei simboli è l'antica fornace, un'antica fornace in mattoni, ha il camino, come vedete, sbeccato, è stata su. Incredibilmente è rimasta in piedi ed è un po' il simbolo della forza di questa comunità, che per quanto ferita è riuscita a non cadere. Queste strade erano distese di laterizi, di mattoni, era impressionante, sembrava di camminare in un territorio di guerra, anche se vivevamo un tempo di pace. Il tornado venne classificato come violento ed intensità F4, quindi come uno dei più potenti verificatisi non solo in Veneto ma nell'intero territorio nazionale. La tromba d'aria percorse circa 11 km e fu accompagnata da grandine con un diametro tra i 5 e i 7 cm e impressionanti raffiche di vento. Ci sono stati tanti sforzi, tanti pianti, ma anche tanti aiuti, persone che sono arrivate da tutto il Veneto e anche oltre per dare un aiuto in silenzio. È un bene che rimarrà sempre nei nostri pensieri e soprattutto ha visto una comunità unita.
Un barchino con 3 persone a bordo si è rovesciato nella notte nel canale della Giudecca. L'allarme è stato lanciato dal personale di un vaporetto che ha visto il barchino capovolto all'altezza di Saccafisola. I vigili del fuoco hanno individuato a riva 2 donne e un uomo che erano riusciti a raggiungere autonomamente terra. I 3 sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e portati in pronto soccorso per dei controlli. Per questa edizione è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. La pressione torna ad aumentare, dunque sul nostro territorio sarà una giornata con il bel tempo. Il dettaglio di mercoledì 8 luglio. Sul Veneto la previsione ci dice che sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutte le province della nostra regione, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, qualche addensamento pomeridiano sui monti, ma in genere non sono attese piogge. Temperature in ripresa, minime tra i 14 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 25 e i 31 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui condizioni di bel tempo con tanto sole dappertutto e cielo sereno, non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime fino a 18 gradi, valori massimi invece sui 26-28 gradi all'incirca. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche annuvolamento sui settori alpini di confine, ma senza ulteriori conseguenze. Per il resto sarà soleggiato ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.